5 famiglie prigioniere del fango a Mara Calagonis. La sindaca, incinta del quarto figlio, guida i soccorsi a piedi tra i crateri della strada di San Basilio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Unisci la community e scopri queste storie di solidarietà della nostra isola. Ci troviamo a chilometro 24 della vecchia orientale sarda. Qui, in località San Basilio, a Mara Calagonis, la situazione è critica. Il rio omonimo ha letteralmente sventrato la carreggiata, creando crateri profondi che rendono impossibile il passaggio di qualsiasi auto. 5 famiglie, con bambini e ragazzi che devono tornare a scuola, sono rimaste completamente isolate dal mondo. Ma come hanno fatto a ricevere aiuto se la strada è impraticabile? La risposta ha commosso l'intera comunità. La sindaca Francesca Fadda, nonostante manchino pochi mesi al parto, ha raggiunto le case a piedi, insieme a protezione civile, baraccelli e polizia locale. Non hanno portato solo parole. Nelle buste c'erano viveri e pellet per riscaldare le abitazioni rimaste al freddo. Un gesto di solidarietà che ha rotto l'isolamento e la paura. Questa è la realtà di molte zone rurali della Sardegna, dove basta una pioggia forte per cancellare i collegamenti minimi. Mentre i residenti si rimboccano le maniche per riparare i tratti vicini, i soccorritori hanno promesso l'invio di una ruspa per aprire la strada di Ispiricocus. Altre famiglie sono state soccorse anche in zona Cavalloi, a testimonianza di un'emergenza che ha colpito duramente il territorio di Mara Calagonis. Secondo te, si fa abbastanza per la manutenzione di queste strade secondarie o siamo destinati a vivere sempre nell'emergenza? Dimmi come la vedi, metti like e iscriviti per discutere insieme dei problemi che affliggono la nostra isola. Ti ringrazio per aver guardato questo video e per il tuo supporto al canale. È importante restare uniti come comunità. Ti mando un abbraccio grande e alla prossima.